Ben ritrovati. Circa un mese fa ero ritornato sull'annosa questione dell'ospedale di Pordenone. Avevo invitato Tondo e compagni a riprendere in considerazione il progetto di Illy che prevedeva la ristrutturazione del vecchio ospedale, mantenendo le strutture più recenti con l'edificazione di 2 nuovi padiglioni. Le motivazioni erano di ordine pratico. Mancano fondi sufficienti per costruire un nuovo ospedale in Comina, tutto qua. Avevo portato come esempio Bergamo, che ha avuto con costi lievitati alle stelle rispetto alle previsioni e i ritardi di consegna allucinanti. E ora, come per incanto, a ridosso delle nuove elezioni regionali, Tondo e la sua maggioranza si sono ricordati delle promesse fatte nella campagna elettorale del 2008. E così, dopo 5 anni, fatti di molti silenzi e inettitudini, sono pronti, con il fucile spianato, a sparare se il comune di Pordenone non firma l'accordo di programma con la provincia e la regione, propedeutico per continuare l'iter burocratico. Sui finanziamenti per il nuovo ospedale in Comina voglio ricordarvi una stizzita dichiarazione di Tondo del giugno del 2011 che dà la misura della sua credibilità riguardo il nuovo nosocomio pordenonese. Non occorre ribadirlo ogni giorno perché le risorse ci sono e la volontà di realizzarlo è già stata espressa. Ritengo inutile rincorrere polemiche, mi pare meglio utilizzare le energie per raggiungere l'obiettivo. Queste le parole di Tondo. Per cui delle due l'una, o Tondo non ha l'energia sufficiente, visto che dopo 5 anni siamo ancora al prologo del film, oppure il nostro eroe ci sta prendendo per i fondelli. Il costo previsto allora era di 180 milioni, così suddivisi, 64 milioni 125 mila dallo Stato e 115 milioni 875 mila dalla Regione. Sappiamo pure che nel frattempo questi finanziamenti arrivati da Roma sono stati dirottati all'ospedale civile di Udine e al Catinara di Trieste. E sappiamo pure che altri finanziamenti statali per il nuovo ospedale quasi certamente non ne arriveranno più. E sappiamo anche che nel frattempo il costo preventivo per il nuovo ospedale in Comina è aumentato a 274 milioni di euro, di cui 150 a carico della Regione e 124 milioni previsti con il project financing, ovvero la finanza di progetto. Ma qui casca l'asino, come si dice in questi casi. Il costo di 274 milioni, senza ombra di dubbio, a bilancio consuntivo aumenterà notevolmente, come sempre avviene in Italia per questo genere di opere pubbliche, per cui è facile immaginare che il costo a fine opera si avvicinerà fatalmente ai 400 milioni di euro. E allora dove si troveranno dei nuovi finanziamenti per completare l'ospedale, visti i chiari di luna di questi tempi? Già i 150 milioni regionali previsti sono una cifra che costringe la Regione a fare i classici salti mortali per reperirli. Si impoveriranno ulteriormente i servizi sanitari del territorio oppure aumenteranno notevolmente i finanziamenti dei privati con una privatizzazione mascherata della sanità pordenonese? Oppure come alternativa si avrebbe il classico esempio all'italiana, si iniziano i lavori e si costruisce fin quando ci sono i soldi, poi ci si spera nella provvidenza, per cui c'è il pericolo reale di creare la classica cattedrale nel deserto in Comina, con buona pace del sindaco di Pordenone che vuole chiudere l'iter dell'accordo di programma in questi giorni senza che questi problemi, che non sono dettagli, trovino una soluzione. Insomma, viste le condizioni finanziarie, l'ospedale in Comina non si può fare, è praticamente irrealizzabile. Chiunque vinca le prossime elezioni regionali deve avere l'umiltà di riprendere in mano il vecchio progetto della giunta Illy. È l'unico che ci può garantire tempi di consegna relativamente brevi, con costi sopportabili. E poi chi dice che il vecchio progetto durante i lavori creerebbe dei problemi insormontabili per la normale attività ospedaliera, gli esempi di Gorizia e di Udine che sono stati recentemente ristrutturati dimostrano che i disagi sono sopportabili. Per cui quando i cittadini della provincia di Pordenone avranno preso conoscenza di tutti questi elementi per decidere con coscienza, si faccia un referendum consultivo con tutta la popolazione provinciale, perché questa è una scelta che inciderà per decenni sulla salute dei pordenonesi, sia del capoluogo che della provincia. Non è come decidere se fare un teatro o no. Al teatro si può rinunciare, mentre all'ospedale purtroppo no. E quindi mi pare che su una questione così delicata è giusto e democratico chiedere direttamente ai cittadini se desiderano
Ristrutturare il vecchio Santa Maria degli Angeli con finanziamenti e tempi certi o costruirne uno nuovo in comuna con tutte le incognite che vi ho appena elencato. E non mi si venga a dire che si perde del tempo. Dopo aver lasciato incancrenire il problema per anni, mi pare che per qualche mese in più per lasciare ai cittadini la libertà di scegliere non sia poi un dramma così grande. Ci rivediamo mercoledì prossimo. Bene.